Salve a tutti, benvenuti a questa puntata speciale di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi sarà una puntata un po' frizzante, no? Immagino. Perché? Perché andiamo a parlare un po' di quello che è successo agli Oscar, questi ultimi Oscar, ma non in quanto alla pizza, la famosa pizza di Will Smith, ma invece a quanto è successo per quanto riguarda le categorie degli Oscar e il declassamento di alcune componenti fondamentali di un film, diciamo così, nella seconda serata. Poi magari vi facciamo un breve ricapitolo con una slide che vi fa capire esattamente quali sono le categorie che sono scese di importanza. Tutto questo parte da due fatti ben precisi. Da una parte il discorso dei famosi premi artistici e premi tecnici, che è un errore, è un errore di fondo che si fa in ambito fondamentalmente televisivo e poi a cascata cinematografico, e laddove nell'ambito del cast tecnico viene appunto inserita la musica e nell'ambito invece del cast artistico, ad esempio quest'anno viene inserito gli effetti visivi, VFX. Quindi ci sono delle discrepanze piuttosto paradossali da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista c'è il fatto di questa famosa serata A e serata B, che anche lì fa molto strano vedere categorie come montaggio, scenografia, colonna sonora, che sono improvvisamente, e suono ad esempio, che sono improvvisamente considerati di secondo piano. Io direi a questo punto, questa era una breve introduzione. Massimo invece vai, continua te sulla seconda parte, sulla nostra seconda parte dell'introduzione. Allora, dato questo scempio avvenuto in maniera veramente illogica, e tu l'hai già ampiamente descritto, abbiamo deciso di pubblicare, tu come vice direttore di colonne sonore, un articolo dove per l'appunto tu anche hai fatto una specie di titolazione abbastanza polemica, ma anche un gioco di parole, perché Hans Zimmer è un tecnico e Billie Eilish un artista. Questo perché in un colpo solo, come è ben descritto, l'Academy riscrive la storia del cinema e delle arti, della settima arte e dell'ottava arte, la musica per immagini, perché hanno preso questa decisione, che tra l'altro non è solo riconducibile al premio Oscar, perché anche, diciamo, premi nostrani e altri premi internazionali hanno negli anni attribuito questa sorta di separazione tra quello che è artistico e quello che è tecnico, che è totalmente sbagliato. E infatti stasera abbiamo due ospiti importanti, il presidente della CMF, Associazione Compositori di Musica per Film Italiani, Pivio, e poi abbiamo Carlo Siliotto da Los Angeles, che è il nostro caro amico, abbiamo già avuto come ospite anche come Pivio, perché fa parte del Music Branch Governance Committee. E anche lui comunque ha a che fare con questa sorta di nomenclatura della questione musica per film. Ma allora che ci spiegherà meglio alcune dinamiche che probabilmente noi da qui non comprendiamo. Allora io direi di farli entrare. Ecco qui Pivio. Ciao Pivio. Ed ecco qui Carlo, dal basso verso l'alto. Carlo Siniotto e Pivio, Los Angeles e Roma. Allora, se voi siete d'accordo, io inizierei questo primo giro proprio da Carlo Siliotto, che prima nel backstage ci spiegava un po' di regole che noi non conoscevamo in qualche modo così nel dettaglio, cioè ad esempio delle percentuali della musica originale rispetto al repertorio, che sembra una sciocchezza, ma è una sciocchezza che ha determinato l'esclusione di varie colonne sonore in passato. Ci spieghi un attimo meglio questo, Carlo? Ma vuoi sapere delle percentuali o vuoi sapere di questa storia dell'Oscar?
Dopo ci arriviamo a quella storia dell'Oscar se vuoi, ma questa la sentivo calda, quella delle percentuali. Allora, intanto devo correggere Massimo. Io sono parte dell'Executive Committee del Music Branch, cioè Music Branch Executive Committee, cioè del comitato esecutivo del Music Branch della musica agli Oscar, dell'Academy. In questo committee siamo un po' di persone, non tantissimi, una ventina forse, e ogni anno creiamo 2 subcomitati, uno che decide dell'ammissibilità di nuovi membri, cioè arrivano queste, è ammissibile, non è ammissibile, eccetera, eccetera. E l'altro che decide dell'ammissibilità delle colonne sonore a concorrere nella musica. La barra della percentuale la stabiliamo noi, la stabilisce il comitato esecutivo. Facciamo ogni anno una riunione che si chiama riunione delle regole, praticamente, dove rianalizziamo le regole che ci siamo dati. E quando sono entrato io c'erano già delle regole di quelli precedenti, ovviamente, e l'altro anno Leslie Barber ha proposto di abbassare dal 60% al 35% come massimo la percentuale di ammissibilità di una colonna sonora agli Oscar, perché lei diceva la ratio di questa cosa è dire una colonna sonora può avere anche 36%, cioè una bassa percentuale di musica rispetto alla musica di repertorio o la musica preesistente, però può avere un grande effetto sul film. Prendiamo come esempio per tutti Forrest Gump. Cioè Forrest Gump ha vinto la colonna sonora Alan Silvestri, la percentuale della musica di Alan Silvestri, quella lì è bassissima rispetto al numero di canzoni che ci sono durante tutto il film, però quella colonna sonora ha fatto la differenza del film. Quindi è un po' anche possiamo diciamo è del branch di discutere e decidere se quella colonna sonora è ammissibile o no. Ecco, questo è quello che avviene. C'è Pipio, un attimo, c'è Pipio che vuole... Mi sentite? Sì. Intanto buonasera a tutti. Carlo, ti faccio una domanda tecnica, visto che stai parlando di questo. Quando parli delle percentuali, ti riferisci di percentuali relative alla quantità di musica nel film? Minutaggio. O di minutaggio del film? No, sulla musica. Così, allora il totale della musica nel film è 34 minuti, 40 minuti, okay, di cui l'80% è musica originale e il 20% è musica di repertorio. Ok, sì, quindi le percentuali sono relative alla quantità della musica, non alla durata del film. Sì. Ok, no, credo sia importante perché chiaramente di solito non c'è così tanta musica da coprire il 100% del film, no? No, infatti no. E poi ci può essere un film, per esempio, che ha pochissima musica, ha 15 minuti di musica, ma però se sei il 100% l'autore ed è una spadata nel cuore, quello è super. Sì, chiarissimo, grazie. Queste sono più o meno le regole che adesso ci siamo dati. Penso che la mia previsione è che alla prossima riunione delle regole si alzerà da 35, si arriverà a 45, perché quest'anno abbiamo avuto vari esempi di cose che erano eleggibili secondo le regole che ci eravamo dati, ma che assolutamente però non erano influenti, insomma, rispetto al film. Quindi ogni anno è difficile perché è molto e ogni volta bisogna discutere e ogni contributo, ogni colonna sonora è diversa dall'altra, ovviamente, e quindi e ogni film è diverso, quindi è diversa la percentuale di musica che quel film richiede. Insomma, ci sono tante varianti che però ogni volta si discutono, ed è molto interessante anche questo lavoro che si fa nei subcomitati, insomma, per discutere questa roba qua. Ecco, in questo senso, Carlo, andiamo verso il focus del nostro incontro. Voi compositori, e parlo voi compositori che soprattutto attivi negli States, siete rimasti stupiti di questa decisione dell'Academy di
come posso dire, creare una spaccatura tra premiazioni, diciamo così, di serie A e di serie B, tra cui la musica? Allora, non voglio essere troppo lungo, però quando questa cosa è successa, la mia prima reazione è stata di scrivere una lettera al branch della musica e dire questa cosa non è ammissibile. Però, perché non è ammissibile? Dunque, questa cosa non è dettata da un atteggiamento come forse in Italia rispetto sentivo prima backstage, diciamo, una discussione che avevate tra tecnica e artistica. Non è così. Perché sono in questo, la decisione è stata presa per motivi purtroppo di share di audience televisiva. Allora, la canzone fa spettacolo e va presentata durante la cosa. Il editing non fa spettacolo, il compositore non fa spettacolo, il make-up artist non fa spettacolo e non fanno spettacoli i corti di animazione, che sono capolavori, i corti dei documentari, e sono dei capolavori, non puoi dire che sono categorie tecniche, e i corti di live action, cioè di fiction, non so come. Sì. Quindi questa è la storia, è nata così. La cosa grave che è successa, per la quale io mi sono molto turbato, ho scritto immediatamente al branch, eccetera, è che i nostri governors, che sono tre, Leslie Barber, Charles Bernstein e Laura Cartman, non sono stati consultati, cioè nessuno è stato consultato, o nessuno è stata una decisione presa dal top dell'Academy con la televisione, con ABC. Perché questo? Perché non fa spettacolo. Non è che poi questi sono stati declassati o che hanno fatto una cosa prima, che è cominciata alle 4 del pomeriggio invece che alle 5, hanno fatto i premi con un po' di pubblico, le cose, poi hanno formato una clip, hanno editato, tagliato una clip perché durasse il meno possibile e poi hanno mandato in onda queste clip ogni volta che veniva discussa la categoria. La cosa grave è che è stata la televisione a decidere, a imporre questa cosa. Allora, vi spiego un po' di come funziona qua, tanto per darvi un'idea. Non so se voi avete seguito tutto quello che è successo con i Golden Globe in America quest'anno. Non so se avete seguito che c'è stata una campagna contro i Golden Globe, la stampa estera è stata accusata di essere razzista, sono stati messi dei CEO o esterni, sono state fatte tutte queste cose qua, eccetera. Quando si è fatta la trasmissione l'altro anno, hanno fatto questa cosa solo virtuale, sì. La presidente in fieri, perché erano tre, era come un triumvirato, la presidente in fieri della Hollywood Foreign Press Association ha detto noi abbiamo pochissima gente di colore dentro, però avremo il prossimo anno, cosa non vera, cioè questi invece di difendersi si sono spaventati, perché la Hollywood Foreign Press vuol dire Hollywood stampa straniera, quindi come ci può essere un afroamericano americano dentro la stampa straniera? Non ci può essere, però loro hanno gente del Bangladesh, del Togo, di qualunque parte del mondo. È nata tutta per motivi politici e per motivi di interessi di alcune persone. Adesso non vi sto a spiegare le cose, però insomma è successa questa cosa. La cosa grave è che questa frase detta dalla presidentessa è stata praticamente scritta dal canale televisivo che sponsorizza, che riprende la trasmissione dei Golden Globe, perché quella è l'entrata grossa di denaro che i Golden Globe hanno ogni anno, cioè hanno i soldi dal network che li manda in onda, che sono milioni e milioni di dollari. Immaginatevi quello che fanno per gli Oscar. Allora questa roba qua è gravissima perché ha aperto praticamente, ha calato le braghe di fronte all'emittente televisiva ABC che manda in onda agli Oscar, il che vuol dire che, ahimè, il nostro presidente e chi ci sta intorno non è all'altezza della situazione e che quindi per fortuna il mandato sta scadendo e succederà che
che sarà sostituito da qualcun altro. L'unica cosa buona che ha fatto ultimamente è mandare una lettera che è arrivata ieri dicendo che è iniziato una procedura di, come si dice quando uno commette un errore, una procedura contro insomma Will Smith per quello che è successo. Questa è una cosa buona perché Will Smith deve essere perlomeno sospeso per 3-4 anni dagli Oscar dopo quello che ha fatto. Però questa è stata una cosa buona che ha fatto. Però questo calare le braghe di fronte alle leggi e ai diktat della audience televisiva non è una cosa che gli Oscar devono fare. Gli Oscar sono come dire, il faro della qualità del cinema nel mondo, o per fortuna sono diventati sempre più internazionali, è sempre meno prevedibile quello che succederà perché si vota in tutto il mondo. Quando io sono arrivato in America qualche anno fa, gli Oscar erano un fenomeno totalmente americano, non sono più un fenomeno totalmente americano. No, sono un fenomeno. Pensate a Parasite, cos'era, 3 anni fa, Parasite che ha vinto sia miglior film che miglior film straniero, insomma. E quest'anno Drive My Car stava lì, cioè stava lì, insomma, aveva possibilità. Allora io vi farei vedere una serie di commenti che ci sono arrivati un po' dopo il comunicato di Pivio e l'articolo mio fatto, perché possono essere degli spunti, ad esempio, per parlare, do proprio il là a Pivio, e questo è il primo. A proposito di questo tipo di decisione, diciamo così, di fare Serie A e Serie B degli Oscar, cosa gravissima, concordo in pieno, inoltre credo che ciò concorra a legittimare un trend a cascata, ovvero che in qualche modo la musica scenda un po' di importanza nelle gerarchie non solo degli Oscar, ma anche dell'industria cinematografica tutta, perché poi, come dicevamo, il Donatello ha seguito, no, questo tipo di tendenza. Vai Pipio. Dunque, da dove parto? Sapete che poi io normalmente sono abbastanza leggero, stavolta non me la sento di essere così leggero. Torno un attimo indietro sulla vicenda delle percentuali che raccontava Carlo, ho trovato molto interessante, e trovo interessante il fatto che ci sia stato questo abbassamento della quota, diciamo, per la quale si può partecipare al David, perché sento che in qualche modo dà la stura già da lì a creare una sorta di declassificazione della colonna sonora. Cioè, se la regola è tale che la quantità di musica originale prodotta dal compositore è bassa, vuol dire che è implicito riconoscere una quantità di canzoni, che quindi coprono il resto della colonna sonora musicale, e quindi so che è un po' articolato come discorso, però spero che capiate dove voglio andare a arrivare. Cioè, se si accetta di abbassare la quota di musica originale in favore, diciamo, dell'alzata corrispondente di musica legata alle canzoni tendenzialmente non originali, la colonna sonora perde di forza. Cioè, per assurdo, sarebbe più importante. Se io fossi dentro all'Academy, io mi batterei per alzare quella quota, per rendere ancora più difficile partecipare per i compositori se non hanno un valore sufficientemente alto, perché è una questione, diciamo, di mentalità che subentra. È un gioco strano, non so se riuscite a capire dove voglio arrivare a parare. Sì, è chiaro, però in realtà quando è stata proposta questo abbassamento della quota, il ragionamento era esattamente il contrario. Certo, no, ma lo immagino.
cioè lei diceva la musica può essere anche meno in percentuale, ma se è così effettivamente forte e vibrante rispetto al film, allora anche se la percentuale non è il 60%, però va ammessa perché ha dato un grande contributo al film. Quindi questa cosa è stata detta, però come dicevo, quest'anno abbiamo sperimentato invece, quando eravamo nel subcomitato, che invece bisogna rialzarla sta quota. E verrà rialzata. Io sarò uno di quelli che chiederà che si rialzi la quota, perché abbiamo sperimentato tutto questo, però quest'anno ci eravamo dati delle regole e abbiamo seguito quelle regole lì. Non si possono cambiare le regole in corsa. Però capisco il tuo ragionamento e anzi probabilmente lo userò, perché è come dire, è meno, diciamo, il 30% va bene, tanto voglio dire, il resto è fatto dalle canzoni, del resto, e la musica sta lì al 30%, ammettiamola pure. Infatti questo, anche se il ragionamento fatto da Leslie Barber era il contrario, però l'effetto, uno dei punti da tenere in conto è questo che dici tu. No, poi è chiaro che quantità non è qualità, cioè sono due. Sì. Questo è ancora un altro problema. Non ho capito cosa hai detto. Quantità non è qualità, cioè questo è un altro problema ancora, no? Cioè, certamente. Semmai io volevo è fondamentale trovare. La mia opinione personale è che la barra comunque vada alzata. Sì. E io mi trovi ovviamente d'accordo. Sì. Io invece volevo aggiungere, scusa, una terza via che non avete considerato, visto il mio mestiere, però lo dico, ma non sarà il caso di istituire un premio per la migliore supervisione musicale? Perché credo che i tempi siano maturi, e se forse si arriva a scindere, è una domanda che mi faccio, se si arriva a scindere questo discorso, canzoni, repertorio da una parte e musica originale dall'altro, forse ci si guadagna tutti, o no? No. Io sono totalmente contrario a questa cosa, sono stato contrario a far entrare i music supervisor del branch della musica, perché i music supervisor sono persone che intanto sono assunti dalla produzione e non dalla parte, quindi stanno totalmente dalla parte della produzione. Il loro ruolo è quello di avere le licenze per mettere le canzoni dentro le cose, e il loro ruolo sta diventando sempre più potente, come dici tu, ma sta uccidendo il lavoro dei compositori. Non perché ci mettono tante canzoni, ma semplicemente perché non so se avete notato quanti film sono usciti ultimamente con 2 o 3 compositori. Perché questo avviene perché il music supervisor prende il sopravvento sul lavoro di creazione della colonna sonora, e decide, allora questa cosa chiamiamo tot, tot and tot, facciamo questo pezzetto a lui, questo pezzetto a lei, questo pezzetto a quell'altro, e questo sta distruggendo proprio l'idea del progetto della colonna sonora. E quindi inoltre sono sempre totalmente dalla parte della produzione quando si lavora, quindi sono sempre, non sono buoni amici dei compositori. Questo nel nostro mercato qua, non so adesso in Italia non mi sembra ci siano i music supervisor. Ci sono i music supervisor, quelli che scelgono le canzoni. Uno è lui, uno è Marco. Sei tu? Ok. No, io penso proprio che penso che vada riconosciuta una loro. Io quello che ho proposto in alternativa è che loro continuano a stare nel branch che si chiama at large, quindi gente che lavora nel cinema, che però non fa parte direttamente del branch della musica, e che una volta l'anno ci sia un incontro tra il branch della musica e i music supervisor, proprio per stabilire cosa sta succedendo e come sta succedendo. Questa è una cosa. Poi le esperienze che molti di noi hanno avuto qui con i music supervisor, solo che in un momento di crisi il music supervisor è sempre e totalmente dalla parte della produzione, per default proprio.
non è mai dalla parte non combatte mai dalla parte del compositore. Questo per esperienze che abbiamo avuto noi. Allora, varrebbe la pena approfondire questo discorso, perché in realtà questa figura, voglio dire, almeno qui in Europa viene concepita in maniera molto diversa. Cioè, io non noto, ad esempio, questo come posso dire, giusta posizione tra compositori e music supervisor. Certamente, allora, forse Lorenzo Lorenzini, gli EMI hanno una categoria specifica da qualche anno, Music Supervision. Allora, abbiamo sperimentato il disastro che è stata questa cosa del Music Supervision. Allora, vi dico solo due cose molto semplici. Mentre tu stai in un branch della musica in cui tutti sono compositori o lyricist o songwriters o music editor, ok? Il dialogo è tra di noi, cioè si parla di musica. Non c'è nessuno nel branch che può influenzare la tua carriera, capito? Se entrano i music supervisor che hanno potere di influenzare la carriera di un compositore o le scelte del compositore in un film o queste cose qua, il dibattito è oggettivamente diventa oggettivamente avvelenato, perché comunque la gente sta attento a non dire quella cosa perché sa che forse ci avrà un progetto con quello, dopo quell'altro non gli dice quello che pensa perché quello lì poi è amico del produttore, magari sul prossimo film non lo prende, quindi diventa tutto un papocchio. È successo proprio negli Emmy, che cita questa osservazione, è successo proprio negli Emmy che una riunione del branch dei music supervisor e della musica lì è finita con un music supervisor che aveva litigato con un compositore e gli diceva: tu non lavorerai mai più in un film mio, o riscordati di lavorare in un film dove io sono il music supervisor, queste cose qua. Questo perché possono influenzare, hanno il potere di influenzare la carriera. Cioè un regista, lo sapete tutti, cioè Pivio lo sa meglio di chiunque altro, cioè quando c'è ciao Flavio, quando Cucurullo, o quando avviene questa cosa qui, quando avviene cioè è proprio una cosa tremenda, il potere che queste persone possono avere. Volevo dire, Pivio sa benissimo che quando c'è un regista che ha paura della musica, molti registi hanno paura della musica, non fanno delle scelte musicali e non si azzardano a scegliere quel compositore o quell'altro perché hanno paura della musica. La motivazione è che loro sanno che è un attore talmente potente, la musica è l'unico attore che non si vede, ed è un attore talmente potente che magari poi potrebbe cambiare il senso di quello che voglio dire io, quindi bisogna avere, allora si rivolgono al music supervisor, ma tu che dici? Quello lì o quello là? Quella lì o quella lì? Capisci? E allora acquistano questo potere rispetto al regista. A un regista lasciatemi dire a difesa ha paura di prendere delle decisioni rispetto alla Carlo, musica. lasciatemi dire a difesa della categoria mia italiana che la tua visione è molto americana. Qui da noi io non ho mai visto nessun music supervisor dire cose del genere al compositore, anzi molto spesso ci si lavora insieme con grande naturalezza e scioltezza. Quindi voglio dire, è anche vero forse che forse è diversa l'industria, da una parte c'è quella americana, dall'altra parte c'è quella piccolina italiana, ma in generale europea, quindi l'approccio è veramente molto diverso. Sarebbe il caso di parlarne un'altra volta, però non vorrei scantonare, vorrei tornare sul discorso. Marco, posso fare una citazione musicale? Sì, vai. Più o meno. Sì. Ho già sentito gridare ti andrà la fucilazione. Non so se riconosci questo brano. No. Sì. Quello che sta raccontando Carlo è, come dire, un vento freddo, il vento freddo dell'estate che sta arrivando caldo, che sta arrivando anche qua. Cioè è solo questione di tempo. Noi
europei ancora abbiamo una visione tutto sommato artistica di tutto ciò che gira attorno alla parte musicale. Quindi anche il supervisor, e tu sei anche compositore, ma sei anche supervisor, quindi sai di cosa sto parlando. Questo fa già capire la differenza con quello che diceva Carlo. Io non so quanti music supervisor negli States sono anche compositori. La differenza qual è? È che negli Stati Uniti il cinema è arte, ma è industria. Ci sono tutte e due le due cose che si prendono un po' a cazzotto ogni tanto, ma il risultato è che poi vengono fuori delle cose belle. Il problema invece è che qui noi siamo più arte e meno industria. Finché siamo più arte e meno industria, la figura di supervisor è una figura, diciamo, che può essere d'aiuto anche per il compositore. Ma nel momento in cui entra prepotentemente l'industria, come succede negli Stati Uniti, la figura di supervisor cambia, si mimetizza in un altro modo e si trasforma esattamente in quello che Carlo ha riportato, né più né meno. E quindi anch'io, onestamente, vedendo il discorso all'interno di un'eventuale partecipazione all'Oscar, sempre, ammesso che fossi nell'Academy, voterei decisamente no. Cioè, sono totalmente d'accordo con Carlo, ma lo dico soprattutto alla luce del fatto che l'Oscar inevitabilmente è ancora, nonostante l'apertura all'estero, americanocentrica. Quindi cioè, risente di tutto il meccanismo che è appunto un meccanismo anche molto industriale. E proprio per questo motivo cioè, io sarei contrario. E comunque questo discorso non è distante da quello che stavamo affrontando inizialmente, perché rientra in un gioco molto più ampio, cioè il ruolo che si vuole dare alla musica in un film. Tra l'altro, se dovessimo analizzare quello che è successo specificatamente alla serata degli Oscar, il fatto di vedere Hans Zimmer presentarsi con l'accappatoio lo trovo molto spettacolare. Quindi cazzata, cioè se mancava l'aspetto glamour è riuscito in qualche modo, non so quanto volutamente, probabilmente sì, a fare un coup de théâtre che ha reso comunque anche quella orribile situazione una situazione di grande intrattenimento, se questo è quello che si cerca. Ma il problema è proprio che se la televisione entra in gioco con le sue regole, va tutto in vacca, cioè è evidente che a quel punto... Io guarderei più alla televisione, più che il music supervisor, guarderei la televisione, il ruolo della televisione, che mi sembra decisamente più importante e rilevante. Cioè, che poi c'è una però insomma, questo era per dire, cioè, che il problema, prima si parlava appunto della categorizzazione tra artistici e tecnici, no? Qui c'è di nuovo un problema che è sicuramente molto legato a degli errori storici, che forse, non lo so, provengono da una errata concezione di quello che succede fuori dall'Italia. Perché se tu fai la domanda a qualche ufficio stampa, per esempio, ma il compositore, la colonna sonora, che anche lì la parola colonna sonora è impropria, non a caso all'Oscar si chiama original score, che vuol dire partitura originale, che è un'altra cosa, perché in colonna sonora ci va l'audio dell'attore, i suoni, la musica, tutto quanto è colonna sonora. Comunque dicevo, per alcuni, se tu fai questa domanda appunto agli uffici stampa, allora ti diranno immediatamente, ma certo, il musicista, il compositore, la colonna sonora, chiama come vuoi, è un premio tecnico, d'altronde questa cosa lo dicono anche gli americani. E io, che sono, come dicono i calabresi, un po' cucuzzuni, no? Cioè, vorrei proprio andare a cercare il momento in cui è venuto fuori questa storia del premio tecnico. Tant'è vero che Carlo, non a caso, dice, guardate che qui questa storia del premio tecnico è tutta... cioè, non esiste, è un falso problema, giusto Carlo?
non riguarda qui. Infatti il fatto che tutti i corti sono inclusi, che voglio dire, il montaggio è incluso, cioè è ridicolo. È un fatto solo televisivo, è solo un fatto di quello che loro pensano che sia attrattivo in una trasmissione televisiva o no. Che poi l'assurdità che apparentemente in una trasmissione televisiva o no. Si sono creati questo problema e poi in realtà da 4 ore è durato 3 ore e mezza, 3 ore e 45, quindi non è che abbiano risolto. Poi non so nemmeno quali sono i risultati di share rispetto agli anni precedenti. Insomma, ovviamente l'altro anno erano bassi, ma insomma non credo ci sia stata questa cosa fantastica di... No. Poi la cosa gravissima soprattutto è che ormai si parla soltanto di Will Smith, non si parla delle categorie, delle cose. Lo sapete una cosa che stranamente, siccome ero a casa mia a vedere gli Oscar con un po' di amici, io questa vestaglia di Hans Zimmer me la sono persa, cioè si vede che ero distratto, stavo mangiando una tagliatella, non lo so, però raccontata così a me mi sembra che lui ha fatto una grande ficata. Esatto. Perché è esattamente questo. Allora non mi invitate lì, cioè dobbiamo fare la cosa registrata e mandata in onda, allora mi beccate come sono, investato. Sì. Mi sembra una bella protesta, francamente. Non so se ma infatti, per quello che anch'io dicevo, non sono così convinto che sia stato solo una questione di distrazione. Sì, mi sa che invece è proprio una scelta, una protesta fatta a modo suo in quel momento in cui appunto comunque sia la musica, il branch della musica e in generale le altre categorie hanno reagito a questa cosa di non fare la diretta su alcuni premi. C'è stata una petizione firmata da più di 350 membri dell'Academy. Qui stranamente non avevano consultato noi della musica, per cui quando noi abbiamo cercato, io ho subito scritto una lettera, dobbiamo tutti firmare quella petizione, però ormai era tardi, eravamo già praticamente in onda con la cosa. Però c'è stata una rivolta. Hollywood Reporter e Variety sono usciti tutti i giorni con questa categoria protestato, questa categoria protestato. O uno dei nostri governor ha fatto una intervista con Variety, mi pare, e appunto protestando per questa situazione. Cioè c'è stato un grande movimento, c'è stata un'insurrezione, non è che la cosa è passata così liscia e non passerà liscia il prossimo anno. Ma tra l'altro un attimo, fatemi rispondere a Dimitris, fammeli conoscere questi cattivoni di Music Supervisor che decidono, fanno i buoni e i cattivi, per carità, voglio dire, ci saranno anche delle persone che possono dare quell'idea, io non me ne sono mai accorto, lo faccio da un po' di tempo questo lavoro. Comunque parlamene meglio in altre parti, in altri luoghi. Intanto vedo che anche, ecco, qui non è vero che tutti gli uffici stampa, per tutti gli uffici stampa la musica è un premio tecnico. Sì, diciamo che ci sono alcuni uffici stampa che sono particolarmente vicini al mondo musicale, per cui... No, ma tra l'altro... cosa stiamo parlando, ecco, mettiamola così. Esatto, ma allora no, lo sai che cos'è? È che ci sono degli uffici stampa che magari derivano hanno una carriera soprattutto musicale, nell'ambito musicale, che quindi questo tipo di declassamento certo non gli fa piacere. Però io voglio dire una cosa, Zimmer comunque nasce rocchettaro, quindi che sia provocatorio ci sta tutto il ma discorso dell'accappatoio. Ieri sera al concerto a Milano l'ha detto, perché poi un ragazzo dalla platea gli ha portato un Oscarino piccolino che lui si è messo nella taschina della giacca dicendo mi sta dando che torno in accappatoio perché è stato il momento migliore in cui potevo ricevere un Oscar. Quindi comunque lui l'ha fatto appositamente, anche per protesta. Quindi effettivamente era molto giocato, in effetto non solo glamour, ma proprio effetto anche proprio di denuncia alla cosa, che non è da mettere in sottobanco. Qui non so se Carlo stai leggendo questo, se ti risulta tutto questo, se stai leggendo il post. No, però è successo
sono successe moltissime di queste cose, quindi probabilmente questo può essere totalmente vero, insomma. C'è gente che proprio si è stomacata di questa decisione, però secondo me appunto la cosa va messa bene a fuoco, perché il responsabile di questa decisione è la televisione e il fatto che ci si sia piegati alle regole della trasmissione televisiva, che invece sono loro che vengono a documentare. L'industria ha quasi finito di affondare. Allora, in inglese si dice beating a dead horse, quell'industria quasi finita di affondare, ragionarci è accanimento terapeutico. Anche questo vale la pena. Immagino si riferisca a quell'industria cinematografica hollywoodiana, immagino, credo. Boh, insomma, non lo so. No, ma probabilmente c'è questa osservazione dal fatto che è indubbio che questi ultimi 2 anni hanno dato una grandissima accelerazione alla fruizione di cinema attraverso la televisione, cioè attraverso le piattaforme. Certo. Netflix, Disney Channel, le compagnie Amazon, eccetera. Quindi è indubbio che insomma qualcosa sta succedendo, cioè la gente, almeno qui in Italia, ha un po' abbandonato l'uso della presenza nei cinema, se non per grandi occasioni, come quest'anno è successo per esempio per il film della Marvel su Spider-Man, no? Però rispetto agli incassi che si facevano anni fa, mi riferisco soprattutto al periodo natalizio, c'è stata una fortissima flessione che è probabilmente molto legata al fatto che ci sono ancora gli effetti della pandemia, ma non solo, perché nel frattempo comunque la mentalità dell'utente in qualche modo è un po' cambiata, cioè è indubbio, ma siamo cambiati tutti praticamente. Io oggi sono andato in giro un pochino e comunque vedendo gruppi di persone senza mascherina, così, un po' mi ha agitato, quindi cioè, eppure sono una persona tutto sommato serena anche da quel punto di vista. Quindi se questo è in piccolo quello che è successo a me, espandiamo su 60 milioni di persone e i risultati sono che appunto la gente preferisce starsene a casa e vedere il film, oppure esce ma per altri motivi. Però ti devo dire che ieri sera, che c'erano quasi 11.000 persone al forum di Assago per sentire Zimmer in concerto, un po' mi ha, diciamo, consolato, anche se mi ha agitato perché eravamo tutti pressati. Ma è diverso, e ti spiego perché. È diverso perché di musica non se n'è più potuta sentire. Cioè, te la potevi sentire in cuffia, così, ma non è la stessa cosa. Il cinema in qualche modo, con surrogati, l'hai potuto invece frequentare. Invece le sale, tant'è vero che il teatro, per esempio, sta continuando a fare grandissimi successi di persone che vanno a teatro, per assurdo più di prima, no? La musica dal vivo, appena riaprirà veramente diciamo, le barriere, vedrai, avrà un'impennata sconvolgente, perché quella cosa lì è mancata, ma non è mancato il cinema. Quindi, cioè, sono meccanismi psicologici molto particolari, no? In questo meccanismo psicologico molto particolare, il fatto che la musica venga vista in un certo modo, proprio anche per il fatto che il mercato sta cambiando, è sicuramente pericoloso, cioè è pericoloso quantomeno per la nostra categoria. Io devo comunque e difendere. Vivio lo sa, perché penso che la prima riunione mai fatta per l'associazione dei compositori in Italia si fece a casa mia con Pivio, con c'era Andrea, poi chi c'era? Andrea Guerra, Andrea Guerra, poi insomma eravamo 3-4 e l'idea era quella proprio di creare una cosa simile a quello che è l'SL in America, cioè la Society of Composers and Lyricists. E perché c'era questa esigenza in Italia perché c'era questa esigenza in Italia che adesso insomma
l'associazione sta coprendo, sta facendo un sacco di cose, proprio più che per motivi, diciamo, di tipo sindacale o simili, era proprio per motivi di visibilità del lavoro artistico che questa categoria fa. Esatto. Anzi, io non so quanto l'Associazione dei Compositori in Italia faccia delle proiezioni con un Q&A, cioè domande e risposte col compositore specifico di quella cosa, che qui sono sono una manna, soprattutto per chi arriva nuovo in questo mercato, dei ragazzi nuovi che vengono dall'Europa, dal resto dell'America, da tutto il mondo, assistono a una proiezione della Società dei Compositori e poi c'è un Q&A con Hans Zimmer, con quell'altro, chiunque abbia composto quella colonna sonora, che sta facendo una proiezione perché magari concorre a un premio, magari no, sta solo facendo una proiezione di quella cosa per parlarne, perché quella è una porta d'ingresso per giovani, per giovani autori, per gente che vuole capire come funziona il mercato. Non è solo quello, però è una cosa che automaticamente dà un valore e sottolinea l'importanza del lavoro che viene fatto. E generalmente, molto spesso in questi Q&A ci sono il compositore e il regista. Io tutti quelli che ho fatto io di film miei li ho sempre fatti con il regista, sempre. Cioè, sempre, tranne una volta ho fatto il Q&A del Padre lo straniero di Ricky Tognazzi. Ricky stava in Italia e quindi l'ho fatto da solo, però con un compositore che mi intervistava, quindi con una cosa, per cui voglio dire, questo sta anche a noi come compositori di far capire e di mettere l'accento sull'importanza che qui è data per scontata, quindi qui questa cosa del premio della tecnica, qui è solo stato dettato da cose televisive, e questa cosa che la musica sia una roba tecnica non esiste, perché c'è stato Bernard Herrmann, perché c'è stato Henry Mancini, perché c'è stato John Barry, perché c'è John Williams, perché c'è stato Ennio Morricone, quindi qui questo problema proprio non c'è. Mi sembra di capire che invece c'è in Italia, e la cosa migliore che si può fare per combattere questa cosa è proprio quella voi ci avete, tra l'altro, a Roma c'è la Casa del Cinema. Ecco, guarda, a questo proposito ti anticipo a tutti quanti, chi sta seguendo, che il 20 aprile ci sarà un incontro proprio organizzato da CMF, cioè l'associazione di cui parlavi prima, Associazione Compositori di Musica per Film, che per il momento presiedo, e in quella occasione, alle 8:30, alla Casa del Cinema, presenteremo tutte le nomination al Davide Donatello, quindi sia compositore di musica originale, sia le canzoni originali. Ed è un'operazione che nasce ovviamente da CMF, a cui teniamo molto, che non abbiamo fatto negli ultimi 2 anni per motivi legati alla pandemia, ma che avevamo già iniziato in qualche modo a fare. Il discorso dei Q&A sui film è sicuramente un veicolo molto interessante per dare informazioni artistiche, tecniche, anche proprio procedurali su quello che è il nostro mondo, perché in effetti ci sono molti punti oscuri da parte dello spettatore su quello che è il nostro lavoro, no? Il discorso delle categorie tecniche e artistiche in realtà poi si riverbera sull'aspetto della comunicazione, almeno qui in Italia. Per cui, proprio perché noi veniamo considerati dei tecnici, non veniamo quasi mai coinvolti nell'aspetto proprio della promozione stessa del film. Cioè è raro che un compositore partecipi, che so, alla conferenza stampa o comunque a tutte le operazioni che sono legate al modo per far conoscere un film al pubblico. Sicuramente lavorare, diciamo, anche in maniera autonoma, facendo per esempio il Q&A di cui parli tu, è un ulteriore modo, e sicuramente lo faremo. Avevamo già intenzione di farlo, poi non abbiamo più parlato di questa cosa specificatamente perché non c'era la possibilità di farlo, ma ripeto,
lo faremo in maniera magari anche programmatica, cioè in modo da trovare un posto che regolarmente... C'è la casa del cinema. La casa del cinema so che è luogo deputato, si fa il film e dopo c'è un giornalista del settore che intervista il compositore, gli chiede come è nato il rapporto col regista, se c'è il regista è meglio. certo. Se c'è, è importante, perché allora la gente comincia a valutare di più, a capire di più qual è il valore di questa cosa qua, qual è l'apporto, quali elementi vengono coinvolti, qual è proprio l'apporto che questo attore che non si vede ha nel cinema, ha nel film. E quindi questa è una cosa importante, bisogna fare molte di queste cose qua, perché queste danno visibilità e nobiltà, fanno capire la nobiltà del lavoro che facciamo. Noi compositori siamo molto invidiati e soprattutto, adesso parlo dell'Italia e della mia esperienza italiana, per esempio io mi ricordo che tutti i problemi legati alla SIAE, perché voi compositori poi voi siete quelli ricchi, quelli che poi hanno più diritti d'autore, meno dei registi, meno di qua, meno di là. Qui c'è stata proprio una sorta di barriera dovuta a questo mitizzare la ricchezza dei compositori, eccetera, che sicuramente c'è stata negli anni passati, sicuramente c'è stata negli anni 60. Piero Umiliani mi diceva: io negli anni 60 guadagnavo 1 milione al giorno. Sai che vuol dire? Che ti compravi una casa con molto meno, cioè in Italia, cioè, quindi lui mi faceva: Carlo, diciamo la verità, si guadagna troppo. Io facevo: Piero, guarda che non è più come i tempi tuoi, cioè è un po' diverso adesso, non ci stanno le sale piene di gente, capito? Cioè, c'avevo prima visione, seconda visione, terza visione, sale parrocchiali, facevi un film, stava in giro un anno, capisci? Cioè erano delle cose proprio incredibili. Quindi è stata anche una categoria che è stata combattuta, e poi è stata combattuta quando sono entrati gli editori, perché una volta io ho fatto in tempo a conoscere quelli prima di noi, va bene? Quelli prima di noi erano chiamati dalla produzione, dal produttore, e i soldi per la colonna sonora erano nelle voci della produzione. Poi sono arrivati gli editori musicali. Adesso spero che nessuno di voi sia un editore musicale. Ho fatto prima la Grezza, però tu sei un editore musicale. Sono arrivati gli editori musicali hanno cominciato a dire: senti, non ti preoccupare, però ci penso io alla colonna sonora. Dice: che vuol dire? Beh, ti aiuto anche finanziariamente, ci penso io. Finché gli editori sono entrati in competizione tra di loro, allora sono cominciati ad andare lì a dire: guarda, non ti preoccupare, tu non spendi una lira, pago io la colonna sonora, te la fornisco, il compositore è questo, e così. E quindi il compositore e la colonna sonora sono usciti dalle voci della produzione. È per quello che poi non vanno alle conferenze con gli autori, perché non sono nelle voci della produzione. Se tu leggi gli autori di un film, generalmente, se tu vai a guardare il Meneghetti o uno di questi, non mi ricordo, il Meneghetti, giusto? Meneghetti questi libroni che parlano delle cose, non c'è il nome del compositore. E non c'è il nome del compositore, perché tutti quei crediti li prendono dai crediti di produzione che avvengono prima della post-produzione, e li hanno presi da lì, per cui il nome del compositore ancora non compare, capito? E compare raramente dopo in alcuni casi. Il motivo è quello, il motivo è che il compositore non fa parte delle voci della produzione, perché le spese della musica sono a carico dell'editore e non del produttore. Nel frattempo il mercato è ulteriormente cambiato e gli editori sono scappati perché non hanno più quei ritorni economici che avevano prima. Certo. Adesso sono rimasti i compositori con il cerino in mano, perché questo non lo so, no, te lo confermo, cioè, tra l'altro sono editore, ma lo sono per me stesso, ma lo faccio certo. Per una forma di protezione nei miei confronti, non lo faccio cioè è diverso. Sì. Però comunque sono rimasti pochi gli editori, diciamo, storici che ancora hanno intenzione di fornire, diciamo, il loro aiuto economico e anche di struttura per far sì che una colonna sonora venga realizzata. Il problema è che invece adesso con la figura
che lì per lì ha magari creato un danno, ma ha creato comunque condizioni, diciamo, economiche interessanti per i compositori per un lungo periodo. Adesso questi di fatto non ci sono più, comunque ce ne sono troppo pochi, quindi manca l'effetto della concorrenza. E non solo, Pipio, c'è anche il problema, non solo mancano gli editori. Prima sentivo parlare, no, di giornalisti musicali che magari partecipano qui in Italia a questi Q&A. Non ne abbiamo più di giornalisti musicali di stampa specializzata. Sì, lo so, ecco, appunto, tu sai benissimo, Massimo, quanti ce ne sono pochi. Nel senso, è una categoria che ormai è scomparsa, quella della critica musicale, anche perché c'è bisogno di una certa preparazione per poterla fare, soprattutto quella poi relativa alla musica applicata. Siccome non esistono più testate. Il problema fondamentale è che le testate che ci sono, quelle rinomate, blasonate, ma io non parlo solamente di quelle che ormai le conosciamo benissimo, Chuck, Best Movie e tante altre duellanti, ma parlo anche di quelle online, non hanno rubriche dedicate alla musica per immagini perché non gli danno quello spazio, e se glielo danno si risolve in 2-3 righe con nozioni che può scrivere anche, può informarsi chiunque andando online. Quindi che cosa stiamo a parlare? Purtroppo il problema è fondamentale, che se già le riviste di settore specializzate nel cinema e nella serialità non parlano di musica per immagini, come si fa poi a pretendere che ci sia una considerazione tale? Io mi ricordo, in base a quello che ha detto Carlo, che tanti anni fa c'era Felice Laudadio alla Casa del Cinema e mi chiese lui stesso: voi che siete l'unica rivista italiana ufficiale dedicata alla musica per immagini, facciamo degli incontri tra regista, compositore e il pubblico con la proiezione del film, e ne organizziamo una ventina, che poi divenne anche un libro. Ma ti parlo di Morricone, Tornatore, Simonetti, Argento, Gianni, Bellocchio e via Liberatori, e via discorrendo. Si potrebbero rifare, perché è giusto che si facciano, perché la gente queste cose qui non è vero che non li va a sentire, non li va a vedere, anzi, se gli proponi hanno una curiosità immane per queste cose qui e sono proprio desiderosi di riceverle. Quindi il problema fondamentale è che se li si mette in disparte, continuano a rimanere in disparte, ma già a monte. Non è una Senti, cosa... io vorrei avviarci alla conclusione, però andando un po' faccio una domanda a Pipio, ricollegandomi insomma, al comunicato stampa che tu hai scritto piuttosto duro rispetto a tutta questa situazione. C'è una frase che è stata riportata un po' ovunque, che io rileggo: forse è giunto il momento di ridefinire correttamente il concetto di contributo artistico e contributo tecnico in un'opera filmica, perché per troppo tempo la categoria dei compositori ha accettato supinamente una definizione del proprio ruolo totalmente insensata. Ecco, la domanda che ti faccio, Pipio, è: da dove si ricomincia a ridefinire il ruolo del compositore oggi? Temo che si ricominci da troppi fronti, quindi quando sono troppi fronti poi si rischia di sparare un po' a vuoto, però da qualche parte bisogna iniziare. Io credo che per esempio un fattore abbastanza determinante sarà la possibilità, che noi stiamo cercando di perseguire, di far sì che un rappresentante dei compositori entri in pianta stabile all'interno della nostra accademia, perché anche noi abbiamo in Italia un'accademia, l'Accademia del Cinema di Davide. In questo momento da statuto è previsto che nei vari comitati che gestiscono appunto il David siano presenti esponenti degli autori cinematografici. In realtà, cioè questo succede in effetti, ma le uniche categorie che vengono rappresentate sono quelle degli sceneggiatori e dei registi. Esiste una legge, che è poi quella da cui deriva anche tutta l'ulteriore legislatura legata al mondo del cinema, che è la legge 633 del 1941 sul diritto d'autore del cinema, in cui si identificano 4 figure precise, che sono
soggettista, sceneggiatore, regista e compositore. Queste sono le 4 figure autoriali di un film. Quindi, se lo statuto del David dice che devono essere presenti le figure autoriali di un film, e vai ad analizzare la situazione attuale, è, diciamo, correttamente gestita, ma solo parzialmente, perché noi non ci siamo. Il fatto che noi non ci siamo è un piccolo vulnus, cioè uno potrebbe dire, ma sì, chi se ne frega, perché tutto questo accanimento nei confronti della presenza o meno di nel direttivo di un compositore. Però è la punta di un iceberg molto ampio, no? Quindi già per esempio riuscire, come stiamo cercando di fare, abbiamo intavolato una discussione credo seria in questo senso con l'attuale direttivo del Davide, per far sì che appunto un nostro rappresentante possa finalmente fare parte del Davide. Posso aggiungere una cosa? Prego, dimmi. Intanto mi sembra questo rispetto a quello che è l'Accademia, ovviamente siccome è definito dalla legge proprio, mi sembra che stai facendo una battaglia proprio utile e giusta. In generale, però, io vorrei aggiungere una cosa, che nel cinema nessuna categoria è tecnica, sono tutte categorie artistiche, cioè il tecnico è forse quello lì che va a mettere la lampada a vita e poi va a fumare, quello è il tecnico. Ma gli effetti speciali cos'è? Una categoria tecnica? No, è una categoria che richiede molta tecnica, capito? O il make-up, cos'è? Una categoria tecnica, ma stiamo scherzando, è una categoria che richiede molta tecnica, ma non è una categoria tecnica, sono tutte categorie artistiche. Cambia la luce, cambia il volto, l'idea di una sequenza, il make-up cambia l'idea di un personaggio. Il montaggio non ne parliamo proprio, è proprio il personaggio più vicino al regista, non parliamo dei documentari dove insomma il montaggio praticamente è la regia, quindi nessuna categoria è da considerare tecnica, quindi questa è una stupidaggine che va levata dalla testa di chi lo pensa, perché non hanno idea di come si faccia il cinema. Per quello dico che per quanto riguarda a noi compositori, anzi io ti dico Pivio che sarò in Italia la seconda metà di giugno, mi farebbe molto piacere partecipare a una riunione, così ci si guarda ma certo, eccetera. Quindi voglio dire, da questo punto di vista l'unica cosa che si può fare è l'informazione, far capire alla gente che nessuna categoria tecnica, ma scherzi, ma dici il rumorista, ma vuoi mettere quello che hanno fatto i rumoristi che si sono inventati nel corso del tempo, i film di Sergio Leone, cos'è una categoria tecnica? No, è una categoria che richiede molta tecnica, è diverso, capito? Quindi queste sono stupidaggini, anche essere un buon attore richiede una gran tecnica. Certo. No, ma è la stessa cosa, solo che sono tecniche che non sono alla portata di tutti, che non sono famose, che non sono illuminate dalla luce del palcoscenico, così come la nostra categoria. Noi stiamo dietro le quinte, siamo l'unico attore che non si vede, ma siamo un attore importantissimo. Allora bisogna far capire alla gente cos'è questa cosa e quello che si può fare, ma anche qui guardate che è negli ultimi anni che è cambiata anche molto la considerazione poi del lavoro, diciamo meglio, poi esiste una serie di persone che lavorano solo per i soldi, che gli danno la musica a tempo e quelli dice rifammela uguale, quelli rifanno la stessa cosa. Questi sono il nemico dentro, no? The enemy within, a noi, cioè quelli che calano le braghe di fronte a qualunque esigenza, come questa volta è successo con la televisione, con la CAI. Però insomma voglio dire, il lavoro che noi facciamo è un lavoro nobile, è un lavoro che richiede il contributo di tanta gente e il contributo vero, umano, di tante persone, quindi questa differenza è un'assoluta stupidaggine, perché non esistono categorie tecniche, tutte le categorie sono
importanti ugualmente, insomma. Sono d'accordissimo con questa visione di Carlo, al punto che mi piacerebbe, cioè io nell'articolo l'ho definita questa una distinzione ipocrita, che vorrebbe mascherare in realtà una sorta di ragioni televisive, perché questo è il mio pensiero, per cui è un po' quello che è successo agli Oscar. Esiste categoria di serie A, di serie B, perché alcune sono più fotogeniche, altre meno fotogeniche. E con Pidio, esatto, mi piacerebbe, io prima nel backstage gliel'ho chiesto, cioè la genesi di questa distinzione da dove arriva, cioè ad esempio nell'ambito del David di Donatello. Tu mi dicevi che questa distinzione esiste già da un po' di tempo, peraltro, no? Sì, ma cioè, allora io ti dico qual è la mia storia, che già conosci comunque. Sì. Io ho a che fare con il mondo del cinema da 25 anni. Quest'anno è il 25esimo anniversario del mio primo film, che è stato Il Bagno Puro. E già all'epoca, quando mi capitava di avere a che fare con il cosiddetto pressbook, cioè il libretto che viene dato alla stampa, in cui vengono indicati chi ha fatto cosa, lì c'era sempre la famosa paginetta, prima paginetta, cast artistico, e c'era scritto una cosa, cast tecnico, e ce n'era scritto un'altra. E noi eravamo già in quella direzione. Sì. A volte non fanno questa distinzione, mettono semplicemente, diciamo, le informazioni che trovi sui presunti titoli di testa, perché poi sappiamo che recentemente spesso sono stati spostati verso la fine, ma cazzate. Quindi io non so dirti da dove nasce questa cosa, comunque è nella testa di molte persone. D'altronde, e questo che ti dicevo e lo ripeto adesso in trasmissione, quando una falsità viene ripetuta tante volte diventa una verità, no? Questa è diciamo, è la base della propaganda, no? Cioè, la propaganda insinua un'informazione, se tu la ripeti tante volte diventa la verità. Per cui ci sono persone che ci hanno, diciamo, costruito fior di successi su questo. Io credo, cioè, la mia posizione è che, come peraltro ribadito anche da Carlo, che questa distinzione è una distinzione farlocca, che serve probabilmente a qualcuno, a me no. Ho sempre detto in tutte le occasioni, io non sono nel cast tecnico, ma io ovviamente parlo per me. Poi in realtà sono assolutamente d'accordo che anche tutte le altre categorie hanno questa definizione che è veramente quasi supponente, ecco, no? Però rimanendo fedele al mio ruolo di compositore, per me il compositore non fa parte del cast tecnico, ammesso che esista un cast tecnico, ecco, no? E come peraltro continuo a sostenere il fatto che il compositore è uno degli autori del film. Vi racconto una cosa che mi ha raccontato qualche giorno fa Pasquale Catalano, che mi sembra molto, molto, diciamo, azzeccata nella situazione. Allora, non so se mi parlava di un film, adesso non vi spiego quale film, nel quale lui è stato coinvolto in quanto compositore della colonna sonora. Il film è stato accusato di plagio, è una causa che poi è decaduta, si è arrivati alla verifica che non si trattava di plagio, no? Quando è arrivata, diciamo, la causa, è arrivata la lettera a Pasquale Catalano, no? E Pasquale Catalano ha risposto al giudice dicendo: scusate, ma io non sono né il regista né il sceneggiatore, io mi sono occupato della colonna sonora, quindi secondo me, Pasquale, cioè non dovrei essere coinvolto comunque in questa causa, al di là di quello che penso del film, no? Risposta del giudice: no, mi dispiace, lei, stando alla legge 633 del 1941, è uno degli autori del film e in quanto tale quindi risponde penalmente esattamente come regista e come lo sceneggiatore. Allora, delle due, o siamo sempre autori, sempre, o non lo siamo mai.
perché se no non si capisce questa cosa, cioè del fatto che Pasquale viene colpito ipoteticamente penalmente per aver scritto la colonna sonora. Quindi se lo dice un giudice vuol dire che quella è legge. Non stiamo parlando al bar di chi se è più brava a magica o se sono più bravi i grifoni. Cioè, quello è cazzeggio, divertimento. Questa è serietà, no? Quindi la serietà dice questa cosa. E io che sono pragmatico, forse dovuto al fatto che prima di fare il compositore facevo l'ingegnere, sto alle regole. La regola dice quella cosa lì, quindi a quella regola bisogna attenersi, che ti piaccia o che non ti piaccia. Poi vogliamo affrontare il discorso sulle motivazioni per cui si pensa a questa cosa, cioè che siamo dei tecnici invece che degli artisti, bla bla. Apriamo la discussione, ma rimane il fatto che la legge dice quello. Quindi se la legge dice quello, per me quello vale, punto. Tutto il resto è noia. Giusto per citare l'amico prima. Peraltro questa storia mi ricorda, Pivio, questa storia che ti ha raccontato Pasquale Catalano, un aneddoto storico reale a proposito di questioni legali. Sul finire degli anni 50, ve lo ricordate, il ballo nuda di Aike Nanà, che si spoglia totalmente? Sì. Bene, fu arrestato lei e tutti i musicisti che gli stavano intorno per quella storia lì. Assolutamente vero. Quindi voglio dire, anche in quel caso, voglio dire, gli autori del brano era fantastico. Sì, allora. Ricordo bene, e infatti, cioè, questo è se vuoi è un'ulteriore banalizzazione, ma conferma di quello che stiamo dicendo dall'inizio della serata. Semplifica. Bene. Allora io direi che dobbiamo però chiudere, perché comunque è stata una puntata interessantissima e soprattutto ma dai, su, smettiamola, perché andiamo avanti, dai. Vabbè, Carlo c'ha una giornata davanti, noi ce ne andiamo a dormire, perché per lui è ancora una giornata piena, per noi è notte. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Stasera c'è un sacco di citazioni in canto. Di citazioni musicali, tra l'altro, ovviamente. Perché Pivio vuole diventare un music supervisor, questa è la realtà, questa è la verità. E lì voglio fare il supervisor di Carlo Siliotto. Allora ringraziamo Carlo Siliotto e ringraziamo Pivio. No, vi ringrazio io. Facciamole più spesso queste chiacchierate, perché sono perché facciamoci sentire e facciamo sentire soprattutto quello che è la musica e il valore della musica. No, io poi veramente questa riflessione di Pivio sulla percentuale abbassata è una cosa che riporterò proprio dentro. Ti ringrazio. E guarda, visto che continuate a parlare di Academy, a questo punto io invece ti contatterò perché ti devo chiedere qualcosa di più specifico, perché, come dire, l'appetito viene mangiando, no? Vorrei capirne un po' di più, perché magari... Così non si porta qua. Mi sposto un pochino. No, aspetta, questa storia di là, esatto. Mi puoi raccontare tante cose che mi potrebbero aiutare. Comunque io fine giugno vengo in Italia, ti ripeto, a metà giugno, quindi si vedrà anche di persona. Allora, intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno fatto i commenti, poi vi invito a leggere l'articolo grazie. di Pivio su Eurocomunicazione, che abbiamo messo anche in coda all'articolo di Marco Testoni su colonne sonore, perché Hans Zimmer è un tecnico e Billie Eilish un artista. Ringraziamo ancora Carlo Siliotto e Pivio, e mi raccomando, buona musica e attenzione alla musica sempre. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie Marco.